curati. Ma era un figlio della sua terra, diciamo che la sua storia è nota, insomma, nasce in quel clima vivace degli anni 70, col Cinema 1, di Tortolina, quindi una grande passione per il cinema, e una grande passione per il cinema, grande cinema americano, un percorso formativo mai terminato, tra l'altro, al DAMS di Bologna, e una precoce, una grande capacità di inserirsi nel dibattito filmico nazionale ma anche internazionale. Ma mi preme sottolineare una cosa, lui è figlio della sua terra ma non è un localista. Molti osservatori ci fanno notare che nei suoi film chiaramente c'è la cifra territoriale ma c'è pochissimo uso del dialetto, come dire, lui ti dà un'immagine del Veneto, di questo territorio del nord-est, non così come ahimè politicamente è stato rappresentato in questi anni come una periferia culturale. Lui ci dà l'idea di un Veneto come grande crocevia culturale, come dire, storicamente luogo di scambi, di intersezione tra la via della Seta, la via dell'Ambra, la via argonautica, come dire, punto di incontro in un territorio tra nord, sud, est e ovest. Sin dai Veneti antichi il nord-est è questo grande crocevia dove la dimensione locale mai e poi mai si disancora da questa capacità di comunicare